Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Sveva e grazie alla nostra Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali che tratta come base su questo filo diretto il discorso del rinnovo diciamo per quanto riguarda le automobili, codice della strada. Adesso iniziamo questa mattina, primo collegamento con il nostro presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, perché stanno organizzando un bellissimo pellegrinaggio a Medjugorje e lui vi spiegherà come, dove, quando e cosa bisogna fare per collegarsi. Poi vi trasmetterà anche il codice per i 5 per 1000 per poter collaborare e aiutare, perché sono importantissimi, e ci spiegherà anche i programmi. Noi comunque come associazione Ufficio Rapporti Sociali siamo presenti a None dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 col personale disponibile per trattare le discussioni e le problematiche da risolvere. Ci trovate col numero 328 07 15 232, quindi 328 07 15 232, oppure un'email, spedendo un'email, ufrapportisociali@libero.it, tutto attaccato in minuscolo, ufrapportisociali@libero.it. Quindi il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16. Poi se volete in questo momento anche chiamare, se avete la possibilità e la fortuna di avere la linea libera, la Radio Libertà allo 02 92 94 7222, oppure mandare dei messaggi lasciando scritte le vostri pensieri al 340 67 09 659. Quindi noi su questo filo diretto, ve l'ho detto, come servizio ai cittadini abbiamo patronato, CAF, ufficio legale, civile, penale, amministrativo, sociale, qualunque tipo di problema, voi ce lo accennate, noi vediamo se siamo in grado, all'altezza, e abbiamo il personale adatto a poter prendere atto del problema e poterlo risolvere nel migliore dei modi. Questo è tutto a titolo gratuito. Questi professionisti, ingegneri, avvocati, notai, commercialisti, CAPADA, sono tutti gratis, a disposizione, mettono il loro tempo a disposizione dei cittadini che hanno bisogno, sono quelli che da 20 anni e più si rivolgono a noi. Quindi io credo, non vorrei portare via tempo perché oggi abbiamo il tempo ridotto con vario personale da discutere su parecchi temi, dovrei vedere se è già in linea Ferigo Gianni, perché se è in linea gli devo chiedere 2 o 3 cose che interessano anche a me, perché anche ieri mi hanno chiesto, appunto, visto che ho parlato di Medjugorje, com'è la situazione e come stanno adesso come istituto, perché so che lui stamattina era forse in piscina, deve esserci stata qualche attività. Gianni, sei in linea o sei ancora in ritardo? Luigi, ancora un attimo. Allora aspettiamo ancora un secondo, va bene? Comunque allora io ripeto, per collegarsi con noi, ufrapportisociali@libero.it, a None, in via Volvera 3. E questa settimana siamo lì tutta la settimana, in attesa anche di domenica che poi è Pasqua. Quindi anticipiamo anche gli auguri di Pasqua. Questo a nome di tutti e anche a nome della Radio Libertà, che consente appunto a noi e ai miei collaboratori di poterci essere presenti. Dopodiché io posso anche parlare di quello che ci sarà dopo. Dopo il nostro presidente Gianni dei Disabili abbiamo con noi l'ingegnere Diego Cudia, perché in Italia dice che si vendono sempre più auto elettriche, però lui è l'esperto non solo italiano, anche europeo e conosciuto in tutto il mondo. E poi volevo chiedergli, perché molte persone vengono, siamo nel 2025, ma
il tempo vola e tra 5 anni dovrebbero verificarsi delle cose, come dice che qui è iniziato in modo positivo il mercato auto Italia, ma abbiamo dei dubbi, specialmente a Torino dove abbiamo la patria dell'auto che però non è più patria dell'auto, siamo accodati a quello che decidono gli altri. Gianni, se ci sei mi fai una cortesia, altrimenti entro direttamente con Cudi e parliamo di cose un po' diverse da quelle che ci devo fare, proprio perché essendo vicini a Pasqua la tua rappresentanza a parlare del pellegrinaggio a Medjugorje e di quello che state facendo come associazione, proprio siete più vicini alla religione. Ci sei, Gianni? Oppure Lo stiamo collegando, se non riesce invece chiamiamo subito Cudia. Allora tu intanto scusami Sveva, collegati anche con Diego, l'ingegnere, così poi semmai aspetta un secondo se Gianni è in linea, facciamo salutare Gianni e parliamo con l'ingegnere. Va bene, Mettimi chiamo pure in subito l'ingegnere Diego, allora. l'ingegnere Diego, grazie. Allora, qui si parlerà di come sono fatti gli speciali pali della luce per caricare le auto elettriche, quindi parlo con lui perché lui è l'esperto e ci può spiegare se è giusto o non è giusto, oppure come dice che qui in Italia si vendono sempre più auto elettriche, infatti dice che nel corso del mese di marzo le elettriche immatricolate in Italia hanno raggiunto 9.373 unità in Italia nel mese di marzo, grazie soprattutto alla spinta dei modelli più venduti, che però io ho dei dubbi perché Diego è quello che mi dice anche come stanno veramente le cose, ma non è sempre vero quello che c'è scritto. Dopodiché dice che i lampioni diventeranno colonnine di ricarica, il funzionamento poi spiega del sistema che sono dotati e ricaricati AC, Luigi, scusami se ti caricatori AC di interrompo. livello 2, che si collegano direttamente alla rete di illuminazione pubblica. Poi Luigi? sebbene... Sì? Scusami se ti interrompo, c'è in linea l'ingegnere. C'è l'ingegnere, grazie. Allora Diego, ciao, benvenuto e parliamo poi di quello che è la tua specialità a livello nazionale, internazionale ed europeo, la situazione dell'Italia per quanto riguarderà le vetture elettriche. Ciao Diego, benvenuto. Poi ti ruberemo qualche minuto se si collegherà con noi il presidente che stamattina era impegnato, però Ferigo, sai, il nostro dei disabili, che anche tu fai parte dell'associazione. Certo. Ciao Diego, benvenuto, vai. Buongiorno a te Luigi, buongiorno ai radioascoltatori. Sono anch'io, ho i minuti un po' contati perché sono in collegamento con Roma, col Ministero. Allora, quindi insomma possiamo parlare. Eccomi. Pronto? Sì? Sì, io non sono riuscito ad ascoltare cosa dicevi prima, ho sentito che parlavi di... Vai pure Diego, vai. No, ti rubo 10 minuti anche a te, poi nella seconda parte abbiamo anche l'architetto Arturo Caligaro, quindi no, era perché volevo dirti Diego che qui c'è scritto che il 2000, parlo di auto elettriche Diego, tuo pane, qui dice che, come confermato anche da un nuovo report di Motus-E, dice che i risultati ottenuti a marzo 2025, ecco perché parliamo, perché questa radio è un gioiello per noi, perché ci fa parlare di quello che succede istantaneamente. Noi diamo le notizie queste temporanee, non inventate o studiate o meno. Infatti dice che a marzo 2025 confermano una sostanziale crescita per tutto il comparto con una quota di mercato che inizia a diventare consistente. Tu che ne pensi? È così? Vanno avanti così? O ti devo leggere anche i dati che dicono che la crescita è del 77,7%? Ti sembra giusto? Ti sembra corretto? Cosa ne dici, Diego? No, ho anch'io quei dati lì, ma non sono, quelli sono dati giornalistici, non sono dati industriali, ecco, sono anche dati in previsione, ecco, per cui certo è prevista una crescita, ma non del 70% delle così. Vero è che ci sono tanti incentivi e la gente in qualche modo un po' perché io parliamo sempre di chi è in grado di comprare un'auto ibrida o anche elettrica, ma ibrida
con la possibilità di ricaricarsi alla spina o da casa o alle colonnine. Il numero delle colonnine stanno aumentando perché ci sono anche incentivi dalla Comunità Europea, stanno aumentando le richieste delle auto ibride plug-in, cioè quelle lì che si ricaricano, non proprio elettrico puro. L'elettrico puro ha ancora dei grandi problemi, però la ibrida plug-in o quella che si ricarica da sola, diciamo mild hybrid, cioè mezza ibrida così, vanno, ecco. Per cui lo vedo anch'io nei settori che frequento, ecco. Ad esempio, questo lo saprai anche tu perché se no te la giro, vicino a noi in Piemonte, la regione Valle d'Aosta addirittura sono notizie della scorsa settimana, arriva a dare ben 9.000 euro a chi cambia la macchina e ne prende una. Quindi 9.000 euro vuol dire che con un'auto che oggi è un'ibrida che va sui 25, 26, perché le auto da 20.000 non sono solo prezzi base, ecco. Però 9.000 euro è già un buon viatico, un buon incentivo per cambiare l'auto, per prendere sempre l'auto più pulita, soprattutto ibrida. E indubbiamente anche quelle elettriche vengono trainate, insomma, ecco, per chi ha la possibilità di ricaricarsi a casa. Abbiamo detto tante volte anche dai microfoni di questa radio, e quindi non certo perché lo diciamo noi, ma comunque la gente, insomma, vede che... Ma qui Diego sta dicendo addirittura, perché parlando di cose di questi giorni, dice che le buone performance di marzo sono confermate anche dai dati del primo trimestre, gennaio, febbraio, marzo, quindi quello dell'altro giorno, diciamo, Diego, dove dice che nel corso dei primi 3 mesi dell'anno, infatti, le elettriche hanno fatto segnare un totale di 23.019 unità immatricolate, quindi 23.019, con un incremento del 75,4% rispetto ai dati dello scorso anno. Anche in questo caso il market share cresce in modo significativo, si passa infatti, dicono, dal 2,9 Diego al 5,2% sulla base delle rilevazioni di Mutus, e complessivamente a fine marzo, cioè l'altro giorno, il parco circolante di auto elettriche risulta essere pari a 297.917 unità. Ti sembra vero, giusto, oppure anche lì è un numero dato così? Perché insomma una cosa del genere porterebbe a milioni. Sì, Luigi, sì, può essere abbastanza veritiero, però teniamo conto di una cosa. Allora, se noi vediamo oggi la situazione automobilistica in tutta Italia, parliamo di circa 35 milioni di automobili, quelli ecco, qualche numero in più, eccetera. Quindi su questa base, diciamo uno ogni famiglia, però poi ci sono quelli che ne hanno 2 o 3, quindi su 35 milioni di automobili, 200.000, quello che hai detto tu, quel numero lì che hai detto tu, 27.000, mi è sfuggito se 27.000 o 270.000, basta un zero. Comunque quella percentuale è proprio piccola, cioè non è neanche preoccupante, ecco, su milioni di automobilisti, non è che sono tutti diventati pazzi e adesso vogliono una macchina così. Ovvio che lì il gasolio e il benzina tengono ancora e terranno ancora per diversi anni. Certo, ci sono per esempio anche i giovani che prendono la patente, e i giovani oggi, io ho visto negli ultimi saloni, i giovani oggi ti chiedono sempre ma ibrida, e quindi insomma chi prende la patente in questi anni, in questo anno qui, vede subito l'auto ibrida, ecco, o addirittura già elettrica, e quindi capisci bene che già fra un paio di anni chi oggi prende la patente così aumenta questo
questo valore. Ecco, indubbiamente sono numeri destinati a salire, non preoccuperanno, come si dice, il mercato del gasolio e del benzina, perché comunque i grandi trasportatori, chi ha decine di camion, i furgoni, gli stessi viaggiatori, eccetera, quindi il 70% viaggerà ancora in diesel e benzina. Ecco. Certo, è destinato a salire, ma è come quando, torniamo un po' indietro, noi l'abbiamo visto, è come quando si viaggiava tutti in benzina, nessuno viaggiava col gasolio perché c'era ma che la macchina fa fumo, eccetera eccetera. Adesso sono più quelle a gasolio che quelle a benzina. Quindi no, ma è destinato a salire questo numero qua. Ripeto, ci sono regioni, Valle d'Aosta, Lombardia, il Triveneto, il Veneto, che incentivano proprio più del Piemonte. Questo dovremmo dirlo ecco. E quindi insomma il marketing poi ci mette la sua. Sì, ma poi per quanto riguarda sempre le elettriche, ti rubo ancora qualche minuto perché so che hai la riunione, mi spiace, non lo sapevo. Comunque a Roma, senti un po', ma io perché mi fanno le domande, lo sai Diego, io a voi devo chiedere, voi siete gli esperti, quindi qui mi dicono addirittura che sulle elettriche non ci saranno più le cinture di sicurezza. Qui dice che alcuni organi indipendenti legati alla sicurezza stradale, come ad esempio Euro NCAP, hanno indicato dei parametri di protezione e sicurezza per chi sale a bordo dell'auto, da cui alcune aziende hanno preso spunto per sviluppare un nuovo sistema intelligente. Quindi si tratterebbe di un sensore che registrerebbe la postura del conducente e non solo, indicando in base a questo dove collocare mani e testa e in che modo posizionarsi all'interno del veicolo, calcolando dimensione e rapporto di velocità e protezione. Così come ultimo risposta te lo lascio fare, perché poi faremo una trasmissione esclusivamente con te, prenderai tempo, spazio e parleremo, perché è molto importante questo di argomento dell'elettrico, è molto più lungo di quello che pensiamo. Ma cosa dici? Non ci sarà più le cinture, sarà così? Come la vedi? Tu sei il tecnico, spiegami, io non ne capisco, alla mia età non capisco niente. Cosa ne dice? Così? Dice la testa, dice il corpo? Come sarà? Dimmi. Allora, gli esperimenti, gli studi vengono fatti tutti i giorni. Ecco, levare le cinture oggi dalle auto, capisci bene che sì, io posso progettare un'auto senza cinture, un'auto sicura, eccetera, però poi quando deve essere immessa sul mercato deve passare da tutto un sistema di controlli, omologazioni e poi anche la politica che mi gestisce se questa cosa posso farla, cioè tutte varie le leggi. Se sei libero, sì, se no mi chiami architetto nella seconda parte, vai tranquilla. Sì, è un po' come il discorso degli airbag, quando le macchine non avevano gli airbag sembravano, adesso una macchina, e noi che abbiamo anche un piede nel motorismo storico, sembra che guidare una macchina bella, tipo una vecchia allora aspetti un attimo Arturo, finisce Cudia nella pausa, dopo mi fai parlare con Gianni e poi Arturo. Sì, no, concludo dicendo che sono tutti, come dire, notizie che vengono messe in internet, nei mass media così, per attrarre interesse, investimenti, eccetera. Ma di qua, diciamo ai radioascoltatori, di qua ad entrare nelle nostre macchine ce ne passa diverse cose, ecco, ce ne passano diversi anni, quindi non è da creare allarmismi, già ne abbiamo troppi in questo periodo, però noi che siamo di una certa mentalità non creiamo allarmismi, insomma, ecco, nessuno ci toglierà mai le cinture, quelle che abbiamo ce le porteremo avanti per altri 50 anni, insomma, ecco, almeno quindi va bene, senti, Diego, io ti ho rubato tempo, mi dispiace, ma poi parleremo più a fondo, perché ci sono tanti, come ti ho detto, tanti argomenti, quindi io ti ringrazio, mi dispiace che ti farà, però ormai fai parte della famiglia, abbi pazienza, ti devi rassegnare e quindi ci sentiremo prossimamente, perché ci sono molti argomenti riguardanti questa problematica delle auto elettriche, con tutti i temi anche a livello stradale, proprio perché noi, trattando il codice della strada,
subiamo Esatto. anche le conseguenze. Quindi per adesso ti ringrazio, ti do un bacione, ci Esatto. sentiamo magari in settimana prima degli auguri di Pasqua. Che ne dici, Sì, ma Diego? tanto- Ciao, bello. Certo, ma tanto anche il collega Arturo Calligaro queste cose le sa e può sottolinearle. Le innovazioni tecnologiche sono una cosa, ma poi entrare nella nostra vita è un'altra cosa. E lui, se ci sta ascoltando, non potrà fare altro che sottolineare, e magari, ecco, come il discorso adesso delle telecamere, che ci vedono, non ci vedono, eccetera. Quindi anch'io approfitto, ringrazio te, ti saluto calorosamente e un grande saluto ai radioascoltatori di Radio Libertà. Alla prossima, a presto, buone cose. Grazie Diego, ti do un buon lavoro, poi mi dici come è andata la riunione lì a Roma e ne parliamo e diamo lo spazio alla radio per prenderne la seconda parte, dove forse inizieremo col presidente dei disabili, se dovrebbe essere in linea. A voi studio, grazie. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a te la linea, Luigi, e abbiamo Gianni come ospite. Grazie, molto gentile, sì, così poi Arturo sarà dopo tranquillamente. Allora, grazie alla Radio Libertà. Allora Gianni, visto che sei in linea, so che eri impegnato per una attività diciamo sportiva questa mattina e ti ho rubato un po' di tempo. Invece di parlare prima, parli adesso. Senti un po', spiega alla gente, perché io sai, te l'ho detto che ho parlato del pellegrinaggio a Medjugorje, però devi anche poi dire quali sono le attività, cosa avete fatto stamattina e soprattutto se te lo ricordi il 5 per 1000, altrimenti te l'ho detto io, però anche me lo sono scritto così almeno lo dico. Vai. Allora, buongiorno a tutti, io sono uno dei responsabili dell'associazione dei ragazzi disabili Senza Limiti e questa mattina volevo fare due annunci Bravo. Che a noi ci teniamo moltissimo. Uno è quello del 5 per 1000, che visto che stiamo andando vicino alle persone che vogliono darci una mano, il nostro 5 per 1000 della Senza Limiti, sappiate che se avete la penna potete scriverlo, quindi la Senza Limiti, allora 9, 7, 8, 4, 7, 2, 5, 0, 0, 1, 2. Questo è il nostro numero del 5 per 1000. Quindi se voi avete scritto, se no c'è anche Luigi che lui ce l'ha sempre sotto mano. Poi volevo una seconda cosa che volevo dire. Noi quest'anno stiamo organizzando un pellegrinaggio a Medjugorje con la nostra associazione Senza Limiti
in collaborazione con diciamo, l'agenzia viaggi di Pinerolo, diciamo, Pinerolo e rintorni. Il pellegrinaggio è dal 9 al 14 giugno, quindi chi avesse, diciamo, la voglia di venire, noi dal 9 al 14 andiamo a Meggiugori. Io vi do le referenze anche da chi potete telefonare. Si chiama Remo, che è lui il responsabile che sta organizzando il viaggio. E in pratica Remo è 3 8 8 8 5 4 7 3 6 5. Lo ripeto di nuovo: 3 8 8 8 5 4 7 3 6 5. Questi sono i due annunci che avevo la voglia di dirlo, perché così in questa maniera possiamo aiutarci tutti insieme a fare, diciamo, due belle cose. Io vorrei ringraziare moltissimo Luigi, che si occupa sempre di queste cose, che ci dà una mano, è un nostro volontario che da un po' di anni ci aiuta in queste cose. Quindi anche il viaggio, se qualcuno volesse, poi parla con Remo e volesse anche fare un'offerta per portare qualche ragazzo in più, perché abbiamo anche ragazzi che vivono in comunità e non hanno molte soldi a sua disposizione, potete anche poi fare una beneficenza e portiamo così qualche ragazzo in più. Grazie mille di tutto. Luigi, ti do la parola a te. Sì, però prima di chiudere, di darti, intanto ti anticipo il buona Pasqua a te e a tutti i nostri fratelloni. Senti un po', ma le attività a livello sportivo quali sono quella di stamattina? Le prossime? Stamattina, allora, oggi sono andati a giocare a calcetto a Orbassano. Oggi pomeriggio invece vanno a giocare sempre a calcetto a Cuneo. Domani siamo a Novara a fare i regionali di nuoto. Quindi oggi e domani siamo su 3 fronti. Siamo appunto a giocare a calcetto a Orbassano, a Cuneo, e domani a Novara a fare i nazionali di nuoto, che in pratica è una cosa che abbiamo molti ragazzi che fanno queste attività. In pratica queste sono le 2 cose proprio che vengono fatti oggi e domani. Va bene, allora senti, ti ringrazio Gianni, poi ci sentiamo in settimana. Va bene. Un bacione a te e a tutti i ragazzi, mi raccomando. Grazie mille Luigi, ti ringrazio a te perché sei tu che sei sempre disponibile. Ma tranquillo, ringrazio alla radio che ci dà questa opportunità, perché a noi non sembra, ma è molto ascoltata questa radio, anche se qualcuno la boicotta, ma è ascoltata da tanta gente, e quelli che mi chiamano proprio perché vogliono capire bene la tua presenza, il tuo modo di agire e i ragazzi come si comportano, tu l'hai già spiegato. Ti do un bacione, ciao, ci sentiamo, grazie. È 40 anni che ci sono in mezzo con i ragazzi con problemi. Ok, quindi, bello, dai. Va bene, grazie Luigi. Vai. Ci sentiamo. Ciao, grazie. Ciao. Allora adesso vediamo se la nostra Sveva, perché io la rovino, poverina, mi spiace, ma il modo che concedo io non va tanto bene. Nell'attesa che si colleghi con noi Arturo, che dovrà risolvere tanti problemi, posso ricordare per esempio che nella questa seconda parte con Arturo parleremo proprio del codice della strada per quanto riguarda le problematiche delle esenzioni del bollo, oppure le cosa pagano le auto che hanno più di 30 anni, perché adesso me lo potrà certificare, quando lui è in ufficio lì a None vengono a chiedere anche questo. Arturo, sei già in linea o devo aspettare che leggo quello che ti voglio chiedere? Arturo? Pronto? Sì. Bene, Ci sono. Bene. Vai.
Sì, buongiorno agli ascoltatori, un saluto alla regia. Anche per oggi rispettiamo il gradito appuntamento con gli ascoltatori. Io lascerei a te la parola, Luigi, a introdurre quello che sono i temi e le questioni da affrontare oggi. Sì, Arturo, tranquillo, perché anche tu abbiamo purtroppo dei problemi di salute. Ma vabbè, senti un po', Arturo, battuta. Quindi l'esenzione del bollo auto di 20 anni. Allora, vanno regione per regione. Noi siamo in Piemonte e la Lombardia invece fa sapere ai suoi cittadini che dopo il 1° gennaio per tutti i veicoli sopra i 20 anni di età è prevista l'esenzione del bollo auto a differenza dei 30 canonici. Tuttavia, per accedere a questo esonero è necessario seguire l'apposita procedura. Quindi credo che tu poi mi dovrai dare il discorso tecnico perché sei architetto eccetera, ma politico perché essendo il personaggio più importante per quanto mi riguarda come nostra associazione sia in Piemonte che nella città di Moncalieri e a Torino, la risposta la devi dare, perché se lo fanno in Lombardia lo possiamo fare anche noi. Quindi dice che per usufruire di questa opportunità in primo luogo è necessario fare annotare il certificato di rilevanza storica sulla carta di circolazione entro 3 mesi dal compimento del 20° anno. Poi dice che l'esenzione di norma inizia dal periodo di imposta successivo alla presentazione della richiesta, ma se questa annotazione viene fatta nel periodo precedente, l'esenzione inizia nel periodo di imposta in corso. Per ottenere l'esonero è necessario far annotare sulla carta di circolazione il certificato di rilevanza storica del veicolo presso gli uffici della motorizzazione civile o gli sportelli telematici dell'automobilista. Questi sportelli, queste locali sono uguali sia in Lombardia, in Piemonte, in tutte le regioni, quindi perché in alcune sì, in alcune no, primo. E secondo, c'è anche la battuta, così poi ne parli un po' e ti diverti anche tu ad andare avanti, dice cosa pagano le auto che hanno più di 30 anni senza avere avuto questa opportunità, quelle più di 30, noi parliamo di quelle di 20 che vengono da noi e lo sai perché te lo dico, perché dice che perché le agevolazioni siano valide, l'auto deve essere stata costruita più di 30 anni fa e non devono essere adibite ad uso professionale. Se è il caso del tuo veicolo, allora devi sapere che in tutte le regioni italiane non paghi il bollo auto. Non è vero però, al suo posto devi corrispondere la tassa di circolazione. Però qui dice che l'importo di quest'ultima è notevolmente più basso rispetto a quanto si paga di solito per il bollo auto. Per gli autoveicoli è pari a 25,82 euro, mentre i motoveicoli pagano 10,33 euro. Uno sconto notevole di cui approfittare dato che le spese sono già tante. Ecco, questi due argomenti qui sono il tuo pane quotidiano e tu puoi dare la risposta specifica, tecnica e soprattutto politica. In Lombardia c'è un modo, in Piemonte c'è un altro, in Liguria c'è un... Cioè, ragazzi, ma le leggi non devono essere uguali per tutti. La stessa macchina che gira a Torino gira poi a Milano, o no? In Lombardia. Vai. Sì, in teoria tu hai perfettamente ragione, però in uno Stato che non ha ancora applicato una forma di federalismo fiscale, dove ogni ente ha le sue competenze e ha le risorse per osservare queste competenze, ma solo imposte devolute dallo Stato e ha un'autonomia impositiva limitata a pochi argomenti, a pochi spazi. Il problema non è tanto politico, non è tanto ideologico, è estremamente pratico, quindi è stato deciso, definito in questo falso autonomismo, in questo falso decentramento e federalismo fiscale, che l'introito sui bolli di circolazione fosse di competenza
delle regioni, per cui le regioni chiudono i bilanci con anche nella parte attiva l'imposta sul bollo di circolazione, sulla tassa la tassa di possesso, chiamiamola come tassa di possesso, perché anche è importante la terminologia e la definizione di questi termini. Allora, alcune regioni virtuose possono fare a meno o limitare questo introito, un introito che in percentuale è molto esiguo, perché le macchine che hanno superato i 20 anni nel parco circolante non sono poi la maggioranza, per cui alcune regioni scelgono questa strada di non incassare dalle auto, diciamo, di una certa età, però anche qua c'è l'inghippo, che è quello che deve avere rilevanza storica, per cui tu l'autovettura che ha più di 20 anni, per accedere non all'esenzione ma alla riduzione della tassa di possesso, deve essere iscritta in un registro, avere quel certificato che citavi tu. E per avere quel certificato, come si fa? Bisogna rivolgersi alle associazioni delle auto storiche, che sono poi sempre le solite, quelle che ricordiamo noi. E allora il numero di chi può godere di questa agevolazione si assottiglia ancora di più, e quindi non è un provvedimento a vantaggio di chi non può cambiare l'auto, come in teoria dovrebbe essere, perché dopo 20 anni un'autovettura si è quasi ripagata pagando i bolli di circolazione. Quello che ha pagato è superiore al valore venale dell'autovettura. Ma il problema di far quadrare i conti per molte regioni è proprio quello di non poter rinunciare a questo introito, seppur minimo e marginale, residuale. E per cui è molto difficile intervenire e si verificano queste discrepanze, queste ingiustizie, che da una parte... Pronto? Da una parte, da una parte abbiamo chi paga il bollo di circolazione per una macchina che supera i 20 anni interamente, per quanto è previsto dalla legge, quindi è equiparata a un'auto, diciamo, nuova, quindi chi ha una macchina con più di 20 anni paga lo stesso di quello che paga un'auto nuova. Poi c'è un altro ragionamento da fare, che con l'ideologia green e quindi questo concetto devastante che le auto più inquinano e più devono pagare, c'è anche la sovrattassa per le auto di una certa cilindrata. Mi riferisco ad esempio ai diesel Euro 3, Euro 4 che hanno una certa età, pagano ancora di più di quello che pagherebbero. Quindi tu hai l'assurdo che non hai soldi per cambiare una macchina, perché ovviamente a chi non farebbe piacere avere un'auto nuova, che tu hai un diesel Euro 3 di più di 20 anni e paghi molto di più di tassa di possesso, perché ricordiamoci, dicevo prima, la tassa di possesso di un'auto Euro 6 che è appena uscito dalla fabbrica e che quindi vale a parità di cilindrata notevolmente di più, paghi molto di più di quello che può permettersi l'auto nuova. Quindi, anche perché la tassa di possesso dovrebbe colpire il valore delle autovetture. Tu che sei anziano come me, ti ricordi che quando facevi una voltura, una volta mettevi anche il valore dell'automobile, perché il calcolo dell'imposta del trasferimento era calcolato anche in base al valore dell'autovettura per il passaggio di proprietà. Quindi in qualche modo centrava all'interno il valore del bene che veniva trasferito. Adesso con la nuova impostazione, che tu abbia una macchina che vale 3.000 euro o una che vale 120.000 euro, anzi quella che vale 120.000 euro paga meno di quella che vale 2.000 euro. Quindi abbiamo una sperequazione in termini etici, perché finisce che il poveraccio paga di più
di chi può permettersi una macchina da 120.000 euro. Quindi chiamarla tassa di possesso è anche un ossimoro, perché la tassa dovrebbe colpire il valore, no? Almeno ai termini della Costituzione, che le tasse devono essere progressive. Questo non è... Arturo, adesso perché il tempo vola, mi spiace, ma è tecnico e politico. Perché in Lombardia possono fare, in Piemonte no? Poi sai, l'ultima, visto che ci interessiamo di tutti gli automobilisti, non quelli di Torino o di Moncaglieri, ma di tutti gli italiani, pensa che a Milano, l'ultima novità, e dell'altro giorno anche questa, arrivano le strisce rosa per le auto. Cosa servono? Chi può parcheggiare? E poi magari capiterà anche a Torino, e tu sai come stiamo programmando il prossimo mese già a Torino, come lavori che si prevedono, perché dice che servono queste strisce rosa, caro Arturo, poi tu lo spiegherai perché io lo leggo e basta, servono ai neogenitori con bambini al di sotto dei 2 anni. Ecco quanto ammonta la multa per chi parcheggia senza motivo, Arturo Bello. Sono parcheggi come gli altri, ma le strisce che delimitano i confini sono rosa e non blu. Si tratta di parcheggi riservati ai miei genitori nelle prossime settimane a Milano. Questo dimostra che parliamo di cose attuali. Ne spunteranno una 50, a cui gradualmente se ne aggiungeranno altri fino ad arrivare a quota 600. Tutti all'interno dei confini cittadini. Per il momento i parcheggi neomamme e neopapà si troveranno, attenzione lombardi e milanesi, vicino agli ospedali delle città, e cioè via Cape Celatro, X Santa Maria Nascente, via Bignami, presidio ospedaliere o CTO, via Giomelli, Istituto Clinico Città Studi, via Buonarroti, Clinica Columbus, via Monreale, Istituto Clinico San Siro, piazzale Principessa Clotilde, Ospedale Fatebenè Fratelli Oftalmico, via De Togni, Ospedale San Giuseppe, via Nava, Humanitas San Pio X, via San Giusto, Ospedale San Carlo, via Magnasco, Istituto Auxologico San Luca, via di Rudinì, Ospedale San Paolo. Per parcheggiare è necessario che il bambino al di sotto dei 2 anni si trovi insieme al genitore e che quest'ultimo sia in regola con il pass. Per ottenerlo, infatti, bisognerà presentare una domanda al comune con la certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti la generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza. Il tagliando rilasciato dagli uffici comunali sarà sia in formato cartaceo e digitale, previa registrazione della targa nel sistema di rilevamento delle infrazioni del Comune di Milano, quindi tieni aperte le orecchie perché parliamo anche di una città piccolina come Torino. Chi parcheggia sulle strisce rosa senza averne diritto comunque commette un'infrazione, caro Arturo, dato che questa tipologia di posteggio è entrato nel codice della strada. La multa non è a buon mercato, varia da 87 euro fino a 344 euro, come previsto dall'articolo 188 bis del nuovo codice della strada. Che ne dici, Arturo? C'hai 5 minuti, divertiti. Sì, allora esistevano già le strisce rosa per le donne incinte e per le donne che avevano un passeggino, solo che non era normato dal codice della strada, per cui era una forma di cortesia che alcuni supermercati oppure in alcune zone della città venivano posti questi segnali ed era usato in forma di cortesia per chi appunto era in queste condizioni.
se ti fermavi lì però e non avevi titolo, nessuno ti poteva dire nulla perché non infrangevi nessuna norma del codice della strada. Ora invece è normato dal codice della strada, giustamente, ed è appunto un'agevolazione che si dà a queste categorie di persone. Bisogna vedere adesso se queste non diventino delle grida manzoniane e che ci sia una forma di controllo molto fermo. Aumentiamo solo, se posso dire, la burocrazia. Aumentiamo la burocrazia perché dovrai avere un altro permesso, dovrai rinnovarlo, bla 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 bla, quindi il dispendio di personale, di risorse, però giustamente con l'informatica magari questo si può agevolare. La mia domanda è la critica politica che si può fare è che avendo gli stessi posti, sempre gli stessi per tutti quanti, quelli a disposizione di chi si reca in ospedale e che non è incinta, che non è un disabile, si riducono. Quindi non è che si cerchino nuove zone di sosta per poter far parcheggiare queste nuove categorie che hanno diritto a essere tutelate, quindi necessitano di questa agevolazione. Ma non vengono reperiti ulteriori spazi per la sosta. La sosta rimane sempre lo stesso e quindi la sosta delle autovetture in città come Milano soprattutto, ma anche a Torino, è sempre reietta. Si fa tutto a scapito delle aree di sosta, le piste ciclabili si fanno a scapito delle aree di sosta, le corsie riservate si fanno a scapito delle aree di sosta, in maniera che il numero di posti e degli stalli per la sosta a disposizione della popolazione sia sempre ridotto. E ovviamente la chiave politica è che queste amministrazioni fanno di tutto ma non tutelano gli automobilisti, che pagano profumatamente in termini di imposte sulla benzina, di tasse, come abbiamo ricordato, e che riescono a mettere in equilibrio i conti degli enti pubblici, sia comune che regione che lo Stato. Questa è una considerazione che non fanno mai i nostri amministratori, chi amministra queste città, che chi usa l'automobile contribuisce anche a mantenere questi organi, perché come abbiamo detto più volte, se per 2 giorni gli automobilisti non facessero più 1 litro di benzina, il nostro Stato sarebbe in fallimento. Allora, detto questo, ci vuole questa riflessione, ci vogliono amministrazioni che siano sensibili a chi usa l'automobile per motivi di necessità, per lavoro, per spostarsi, per mobilità e quant'altro, ed avere un occhio di riguardo, no? Per chi usa l'automobile, non solo cercare di penalizzarlo. Gli eccessi sono sempre da condannare e da penalizzare, però in questo caso c'è l'eccesso da un'altra parte, cercando di colpire solo ed esclusivamente chi usa l'automobile, anche perché si potrebbe arrivare ad avere questa filosofia solo se ci fosse una rete di mezzi pubblici capillare e sufficiente a coprire le esigenze di mobilità dei cittadini. Purtroppo noi di Torino lo sappiamo, questo non è vero. La disponibilità delle amministrazioni a intervenire con maggiori linee di autobus, di tram o di metropolitane, che è il metodo moderno per risolvere i problemi del traffico, e lo vediamo. Queste amministrazioni sono rapide ad applicare delle norme che possano in qualche modo contribuire a rimpinguare le casse. Dall'altra parte, quando c'è da investire per realizzare infrastrutture di mobilità, sono molto restie. Le uniche forme di mobilità che queste amministrazioni tollerano sono i percorsi ciclopedonali, i monopattini o quant'altro, che servono a dare gambe a un'ideologia
quell'ideologia green che ci sta rovinando, che sta rovinando l'Europa. Per cui bisognerebbe invertire il trend in questi contesti e portare appunto l'amministrazione a rendersi conto che la gente non usa l'automobile perché gli piace, ma la usa perché ha la necessità. E anche in questo contesto ben vengano questi nuovi provvedimenti, questi posti auto di sosta riservati per queste categorie, ma ci dovrebbe essere anche la sensibilizzazione a reperire nuove aree di sosta, alla costruzione di nuovi parcheggi interrati che possano in qualche modo rispondere alle esigenze della cittadinanza e alle esigenze soprattutto di mobilità di alcune categorie come quelle che si recano agli ospedali. Arturo, scusami, ma ne parliamo poi sabato, ti darò più spazio perché siamo proprio in chiusura. Ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo in settimana perché dobbiamo risolvere altri problemi. Ti ringrazio Arturo, un bacione a te e ai miei nipotini, vai. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un abbraccio a te. A sabato prossimo. Buona giornata. Ciao, grazie. Io ringrazio anch'io la nostra grande Sveva, che la facciamo soffrire, però è gentile, all'altezza. Allora, la nostra Radio Libertà, noi siamo a Nona in via Volvera 3. Questa settimana, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16 ci trovate. Basta che chiamate 328 07 15 232, prendete appuntamenti e io vi dico quando, come e con chi. Grazie. Buona giornata a tutti, un anticipo della buona Pasqua e mi raccomando, domani andiamo a prendere l'ulivo. A tutti un abbraccio e grazie a tutti alla grande Sveva. A voi studio, grazie.